Oggi una vittoria importantissima, arrivata attraverso la sofferenza, però contava solo vincere oggi. Era importantissimo poi per come si è messa la partita nel secondo tempo, ovviamente una vittoria che vale doppio, una grande squadra oggi in campo, di carattere, oggi si è vista veramente una delle più belle nuoresi di questo campionato. Una vittoria contro tutto, contro una Triestina che senza avere ambizioni di classifica è venuta qua per provare a vincere la partita. Sì che è una partita molto impegnativa, in una corsa ai playoff che diventa sempre più difficile, con le altre che continuano a vincere, ma noi guardiamo la nostra strada, andiamo adesso a giocare a Rieti con la capolista per cercare i 3 punti fuori casa. Se c'è un rimprovero da farmi oggi in questa giornata, che è veramente una giornata eccezionale, la mancanza del pubblico, dei nuoresi, mi aspettavo qualcosa in più perché la società sta facendo veramente tanto, ma gli sforzi dentro il campo e fuori dal campo. Quest'anno siamo andati a trovare i ragazzi nelle scuole, la società ha messo anche a disposizione 200 biglietti omaggio, abbiamo fatto le gradinate a €1, io non so più che cosa inventarmi. Io vedo tante cose, non leggo delle altre squadre fortissime, ultime 5 partite tutte vinte, noi le ultime 6 partite abbiamo fatto 5 vittorie, un pareggio e un gol subito. Punto, che dobbiamo fare di più? Abbiamo giocato oggi il secondo tempo dopo 3 minuti in 10, penso che hanno fatto, non so se hanno fatto 2-3 metri, il primo tempo penso abbiamo preso una traversa, cioè abbiamo avuto poi non parlo perché io non mi va mai di parlare dell'arbitro, sennò diventa una scusante, ma oggi mi è sembrato qualcosa di strano, però io lo accetto. L'unica cosa che invece vorrei dire è una cosa sola, io ringrazio i ragazzi e tutti, però vorrei avere un po' più di afflusso o di affluenza al campo per un semplice motivo, perché questa squadra che deve fare di più?